Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del TG di oggi. Tentato femminicidio a Catania, un 55enne accoltella in strada l'ex moglie nel quartiere Picanello e poi fugge. La donna gravemente ferita al cuore è stata operata d'urgenza tra l'ospedale Cannizzaro e la clinica Morgagni. Appuntamento su un'app di incontri si trasforma in incubo a Palermo. Una turista americana di 18 anni denuncia una violenza. L'uomo identificato è già stato interrogato. Palermo, Giuseppe Greco respinge le accuse sulla morte della moglie Gerda Caruso parlando di illazioni legate ai rapporti tesi con i suoceri. La procura di Palermo lo ha iscritto nel registro degli indagati. Sarà decisiva l'autopsia prevista oggi. Tragedia nel Mediterraneo, 19 migranti morti di freddo al largo di Lampedusa dopo 2 giorni alla deriva, tra loro anche un bambino, salvate 58 persone, sull'isola si lavora per l'assistenza ai sopravvissuti. Sit-in ieri all'aeroporto di Catania contro il caro voli, i pendolari protestano per le tariffe alle stelle durante il periodo pasquale. Calcio lunedì di Pasqua al Massimino arriva il Picerno, fondamentali 3 punti per avvicinarsi alla certezza matematica del secondo posto. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con la notizia di un tentativo di femminicidio, un uomo accoltellato in strada a Catania nel quartiere Picanello, la ex moglie poi è fuggito a piedi. La donna che si stava separando dal marito è ricoverata in gravissime condizioni per numerose lesioni interne. Le indagini sono affidate ai carabinieri, ma sentiamo Tonino De Mana. Tentato femminicidio a Catania, dove un uomo di 55 anni, noto alle forze dell'ordine, ha accoltellato in strada l'ex moglie a Picanello. Il grave fatto di sangue si è verificato ieri sera intorno alle 19:30 in via Villa Glori, all'altezza del Civico 38. In prossimità di un negozio di casalinghi, l'ex coniuge si è presentato in sella ad uno scooter e, dopo averlo lanciato a terra, ha colpito la donna 3 volte con un coltello da cucina prima di dileguarsi a piedi. La 51enne, che si stava separando dal marito, è stata trasportata in codice rosso al Cannizzaro, dove è stata sottoposta ad un primo delicato intervento chirurgico. Le gravi lesioni riportate, specie al torace e all'addome, hanno richiesto anche un'operazione cardiochirurgica che è stata effettuata nella notte alla clinica Morgagni. L'area, teatro dell'aggressione, è stata transennata dai carabinieri del comando di Piazza Dante, giunti sul posto, coadiuvati dagli specialisti del nucleo SIS per i rilievi scientifici. Sul marciapiede, accanto allo scooter scaraventato a terra prima della fuga, è stato ritrovato il coltello. Poco distanti, ben visibili, numerose tracce di sangue. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti. La vicenda della ragazza americana violentata a Palermo: dovrebbe essere stato identificato il presunto aggressore. La 18enne nelle prossime ore comunque tornerà negli States. Marco Gullà. Si trovava in vacanza da almeno 15 giorni in Italia la studentessa americana che frequenta il primo anno di college, che sarebbe stata vittima di violenza sessuale da parte di un giovane a Palermo. La vittima è stata sentita dagli agenti della squadra mobile e ha fornito il suo racconto. Il giovane che avrebbe abusato della turista sarebbe stato identificato e interrogato per diverse ore. La giovane ragazza, assistita dal consolato e dai legali, sarebbe in partenza nelle prossime ore per tornare a casa negli States. Sono stati proprio gli agenti ad aiutare la ragazza a raccontare quello che era successo. La teenager, originaria del Wisconsin e in vacanza a Palermo da un paio di settimane, aveva infatti chiamato i soccorsi per denunciare un furto nella camera di un bed and breakfast nella borgata marinara dell'Arenella. Dopo la presunta violenza, infatti, la donna si era messa a gridare e l'uomo era stato messo in fuga da un altro turista americano che occupava una stanza vicina. Poi però la statunitense e la ragazza inglese con la quale condivideva la stanza hanno scoperto l'assenza di alcuni gioielli e hanno dunque chiamato la polizia. Gli agenti si sono accorti però che la turista era molto turbata e le hanno chiesto cosa fosse accaduto. A quel punto l'americana ha ricostruito tutta la notte e la polizia ha chiamato il 118. A Palermo Giuseppe Greco respinge con decisione le accuse dei familiari della moglie, che lo indicano come responsabile della morte di Gerda Caruso, sostenendo un possibile avvelenamento. L'uomo definisce l'accusa infame e la attribuisce ai cattivi rapporti con i suoceri, sottolineando che al momento della morte non si trovava in casa e che sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni di violenza. A seguito della denuncia, la Procura di Palermo lo ha comunque iscritto nel registro
registro degli indagati per omicidio preterintenzionale. Le indagini sono in corso e sarà determinante l'autopsia sul corpo della donna prevista per oggi. A Lampedusa, dopo il naufragio e la morte di 19 migranti, rispetto, silenzio, ma anche la richiesta di verità è quanto vuole il sindaco Mannino dopo un'altra tragedia. 58 i migranti salvati dalla Guardia Costiera. Sentiamo Laura Spanò. Dopo la tragedia in mare con i 19 migranti uccisi dal freddo in balia delle acque gelide del Mediterraneo, a Lampedusa si lavora per l'accoglienza. Erano partite da Libia e volevano raggiungere le coste italiane. 19 di loro, tra cui un bambino, sono morti di ipotermia, intossicati dai fumi del carburante nella notte tra martedì e mercoledì. All'arrivo sul molo Favarolo, lo strazio di chi ha soccorso i migranti avvolti nelle coperte termiche, un bambino riscaldato dall'abbraccio di una volontà, un recupero segnato da condizioni meteo proibitive, dal freddo pungente che ha trasformato il viaggio verso l'isola in una lenta agonia. 7 di loro sono ricoverati al polo ambulatorio di Lampedusa e 5 in gravi condizioni, ma fuori pericolo di vita. Uno dei ricoverati è un bambino di appena 1 anno. Su di lui veglia una donna, ma non è sua madre. Sull'ultima tragedia interviene il sindaco di Lampedusa, Mannino. Lo Stato è presente con gli uomini e le donne delle nostre forze dell'ordine. Hanno dimostrato professionalità, umanità e coraggio. Di altro tenore la Commissione per le migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana e Fondazione Migrantes. Nonostante questo dramma, il governo continua a navigare nell'indifferenza e l'Europa è sempre più disinteressata. Dall'inizio del 2026 si contano 831 migranti dispersi nel Mediterraneo. Adesso vi riproponiamo le immagini da film che raccontano del tentativo di trafugare, di portare via un bancomat. È accaduto a Mascalucia, siamo nel Catanese, l'esplosione appunto ha poi messo comunque in fuga il tentativo di rapina. Vi mostriamo tutto nel servizio di Desiree Ferlito. Sembra quasi un film d'azione, ma è quel che è successo nella notte in un bancomat a Mascalucia, sotto l'occhio attento delle telecamere di videosorveglianza dell'istituto. Attimi concitati, il boato, poi la fuga e l'inseguimento a tutta velocità tra le strade della città, conclusosi con un arresto. Erano circa le 3 di notte quando un gruppo di 4 malviventi con il volto coperto, come vedete in queste immagini, ha tentato di far saltare uno sportello automatico in via Roma, utilizzando la cosiddetta marmotta, un ordigno artigianale capace di provocare esplosioni violente. Ma il piano è fallito quasi subito. L'allarme alla centrale operativa ha fatto scattare in pochi istanti il dispositivo di controllo del territorio. Le gazzelle del nucleo radiomobile hanno subito intercettato uno dei veicoli in fuga, dando vita a un inseguimento serrato. La corsa si è conclusa in via Calvario, nel quartiere San Giovanni Galermo, dove il conducente, un 43enne di Francofonte, poi arrestato, ha perso il controllo dell'auto, risultata poi rubata. Sul posto anche artificieri e investigatori scientifici che hanno messo in sicurezza l'area e recuperato un secondo ordigno inesploso. Proseguono le indagini per individuare gli altri 3 complici. Ha ceduto ieri la strada Madonna dei Casi a Carini, nel Palermitano, dove alcune famiglie sono rimaste isolate dopo ore di pioggia intensa. Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile, mentre disagi e allagamenti si sono registrati anche a Palermo, con molti interventi di soccorso agli automobilisti. E ieri un sit-in con il monito che finisca il problema del caro voli. Ieri appunto all'aeroporto di Catania è stata organizzata questa manifestazione da studenti e lavoratori pendolari per protestare contro queste tariffe esorbitanti delle compagnie aeree proprio in occasione delle festività, ed è andato per noi Luca Ciriberti. Rientrare a Pasqua è risultato proibitivo per molti siciliani, tariffe oltre 500 euro se si sceglie un volo diretto, oppure con costi più bassi ma facendo uno di quegli scali improbabili all'estero. Stamattina, nell'area arrivi dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania, numerose associazioni, sindacati e studenti hanno organizzato un sit-in di protesta contro il caro voli, che pesa direttamente nelle tasche dei pendolari che non riescono a programmare con largo anticipo il rientro per le feste. Chiediamo sono risposte concrete e strutturali, perché l'emergenza fa sì che i costi siano talmente esorbitanti
abitanti che decine di migliaia di siciliani non possono rientrare a casa. Non è una dinamica di mercato normale, perché noi non abbiamo alternative al trasporto aereo. Troppo spesso gli studenti, nello specifico i fuorisede, ma tutti gli studenti siciliani sono dimenticati. In questo noi siamo siciliani, siamo isolani, ma siamo italiani e quindi abbiamo il diritto a poterci muovere nelle altre regioni d'Italia esattamente come tutti gli altri cittadini. Nel corso della manifestazione è stato infatti ribadito come il problema del costo esoso dei biglietti aerei da e per la Sicilia non possa essere affrontato con misure temporanee o emergenziali, ma richiede una strategia a lungo termine capace di incidere realmente, pur rispettando le regole del mercato. Chiediamo soluzioni strutturali, perché da questo punto di vista non si può neppure rinunciare alle risorse che vengono dalla Comunità Europea per destinarle alla difesa, invece che investirle ancora di più nelle nostre energie, che sono quelle delle giovani e dei giovani siciliani. E cambiamo argomento. I finanzieri di Palermo hanno sequestrato oltre 200.000 articoli risultati non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza. Nell'esercizio commerciale di Campo Felice di Roccella i militari hanno riscontrato numerose irregolarità riguardanti l'assenza delle informazioni obbligatorie. Questa è la merce appunto oggetto di sequestro, così come vedete dalle immagini. Noi ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per parlarvi della riqualificazione di Piazza Sciascia a Catania tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 Spazio Sport. A Catania parte il servizio integrato per il ripristino e il decoro delle piazze e delle aree ludico-sportive vandalizzate o danneggiate dal maltempo. Tonino De Mana. Vandalizzate, distrutte o danneggiate dal ciclone Harry, ma pronte a risplendere e soprattutto ad essere preservate. Catania rilancia nel progetto Spazio Sport, fortemente voluto dall'ex assessore Parisi, con l'introduzione di un servizio integrato per il ripristino e il decoro delle piazze e delle aree ludico-sportive. Si comincia da Piazza Leonardo Sciascia, proprio di fronte al lungomare, in una delle aree più frequentate da bambini, famiglie e sportivi. Alle 10 in punto scatta l'operazione decoro, presente il sindaco Trantino. Diamo anche l'impressione di un intervento riparatorio rispetto a beni che non possono essere lasciati all'incuria o al degrado. Quindi non solo dobbiamo realizzare, ma dobbiamo anche manutenere quanto basta, perché quel che abbiamo fatto di bello non possa essere poi disperso. L'iniziativa riguarda una rete ampia e articolata di spazi pubblici che prevede interventi a Piazza Nettuno, al Parco Gioeni e al Villaggio Sant'Agata. Il servizio, finanziato con fondi della tassa di soggiorno, prevede lavori finalizzati al mantenimento delle condizioni di fruibilità e sicurezza. Ad Agrigento esposizione di pani e dolci pasquali che celebrano tradizione, fede e identità locale. Davide Sarto. Agrigento riscopre il gusto della tradizione e lo fa attraverso i simboli più autentici della Pasqua, pane e dolci che raccontano storia, fede e identità. Un viaggio tra forme, profumi e significati antichi nel cuore del centro storico. In via Atenea prende vita l'esposizione dedicata ai pani e ai dolci pasquali, promossa dalla Camera di Commercio insieme all'Associazione dei Panificatori. Un'iniziativa che valorizza il lavoro artigianale e riporta al centro produzioni legate alla memoria collettiva del territorio. I pani sono i cosiddetti panareggia con l'uovo, che sono quelli tradizionali che mi ricordo fin da bambino ci sono sempre stati, e poi i dolci, la cassata siciliana che è tradizionale per Pasqua, e gli agnelli pasquali appunto, e le colombe. Un patrimonio che si tramanda di generazione in generazione tra riti religiosi e gesti quotidiani che resistono nel tempo. Spero che questa mostra sia di stimolo alle altre attività per fare in modo che i nostri prodotti vengano sempre di più conosciuti nel mondo, in maniera di poter avere un ritorno economico, d'immagine e culturale. Non solo una mostra, ma un racconto che unisce tradizione e cultura, valorizzando un simbolo profondo dell'identità agrigentina. Ci fermiamo ancora e subito dopo il calcio. Siamo tornati per il calcio, giorni di lavoro per il Palermo che domenica di Pasqua affronterà l'Avellino dell'ex Ballardini. Inzaghi non ha particolari dubbi per la formazione. Marco Gullà.
In vista della volata finale per la Serie A, il Palermo punta tutto sul fattore Barbera per colmare il distacco di 4 lunghezze dal secondo posto, potendo contare su 3 delle ultime 6 sfide di campionato proprio tra le mura amiche contro Avellino, Cesena e Catanzaro. Domenica, nel giorno di Pasqua, Rosanero in casa contro gli Irpini alle 19:30. La formazione di Inzaghi ha un solo obiettivo: vincere e sperare che il Frosinone non faccia altrettanto nel match che giocherà contro il Padova. Incroci e speranze, anche perché la formazione rosanero poi giorno 10 sarà impegnata sul campo del Frosinone per la partita più importante della stagione. Inzaghi lavora su assetto tattico e formazione in vista di domenica. Il tecnico dovrebbe tornare alla difesa a 3. In avanti invece ci sarà ovviamente spazio per Poyampalo, tornato dall'esperienza con la sua Finlandia. A supporto Palumbo e uno tra Jonsen e Ledoiron, con il francese in vantaggio. A centrocampo si va verso la conferma della coppia Ranocchia-Segre con Pierozzi e Augello sulle corsie esterne. Al Barbera tornerà l'ex Davide Ballardini, allenatore rimasto nel cuore dei tifosi rosanero. E adesso al Catania, che invece riceverà il Picerno il lunedì di Pasqua, ma sentiamo. Il bello delle alternative. Già lo si è verificato nell'ultimo match, il 4-2-3-1 di Viali con alcune rotazioni. Celli come esterno basso a sinistra che ha dato fiato a Donnarumma. Poi a partita in corso Carnielutti che è tornato protagonista dopo 9 gare in panchina e l'esordio negativo in maglia rossa-azzurra ma in una difesa a 3 avvenuto a Potenza col Sorrento. A centrocampo Di Noi ha concesso respiro a Quaini che dopo le prime 4 saltate per squalifica ha impiegato poco tempo a riprendersi il posto da titolare, saltando solo altre 2 gare ancora perché appiedato dal giudice sportivo. In difesa poi ci sono altre alternative come ad esempio Allegretto e Pieraccini. A centrocampo c'è Corbari. Con il rientro di Cicerelli il reparto dei trequartisti vive di abbondanza e presenta giocatori che possono cambiare la partita in ogni momento. In tal senso il passaggio al 4-2-3-1 aumenta la chance di essere incisivi, così come dimostrano gli ultimi gol di Bruzzaniti. Manca, se si eccettua il Jolly Lunetta, l'alternativa a Caturano, ma Forte lavora per rientrare nelle ultime 2 o 3 della stagione regolare e di essere in forma per i playoff. Il progetto di Viali e del club di avere un Catania al massimo per gli spareggi promozione passa anche dalle alternative e dalla volontà di renderle protagoniste. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, il nostro prossimo appuntamento con il telegiornale su questa rete alle 14. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.